Saluto a tutti cari telespettatori e amici vidi di Avabriguccia. Oggi portiamo a fare un giro di paesi con la camionetta di un dragolino. A condurre saranno i titoli a scuola di Bonteleccia che pianteranno in De Pedro e Usatello di teatro e poi a Cantadino Cufano e infine ritroveremo i nostri amigucci per fare una telo di cucina. Ma non so se la giveranno a fare Zosula. Osideli, a io che ora a camionetta di un dragolino, ma aspetta, andate pure, andate! E copriamo pure e porte di Avabriguccia. Saluto, chi è sta musica oggi? Salute! Facciamo un piccolo esercizio di respirazione, così ci mettiamo un po' in dell'ambito di teatro. Beh, che poi vi mettete in forma. Allora, chi facciamo oggi per su commercio, per su dragolino, chi facciamo? Posto che abbiamo di dragolino, se tu vuoi, prima ti presento un po' le idee che noi abbiamo oggi con noi. Volentieri. Dunque, che è venuto direttamente da Bonteleccia, abbiamo il nostro amico Luca, Erika, Sara e il nostro amiguccio Luca di noi. Luca. Due Luca oggi è per fare teatro con noi. Allora, come d'abitudine c'è una consiglia. È sicuro, c'è Quale sai? Quale che legge oggi? Allora, oggi la Mava Sì, tu, legge Luca. al nostro amico Luca numero 1. Allora, legge abbastanza forte, Fate una scenetta in due e ripiazzare i commedianti a Usignale. Ah, fa una scenetta in due e rimpiazzare i commedianti a Usignale. Allora, vuole dire che li ribiano a scenetta o che si continua a dire? Allora, se tu vuoi, c'è due commedianti che fanno la scenetta Yeah. e quando bicciano dei mani, o di la scortateva, ce la rimpiazzare i due commedianti e ce la prova a ribiare a sua frase, a sua andatura, a sua oggi, a sua maniera essere. D'accordo. Allora, posto che quantunque è abbastanza difficile, vi propongo un piccolo esercizio. Yeah. Ciò che diamo sempre un muro di personaggi, giustamente. Così ci permette di mettere già appena in ballo le idee. È sicuro, vai con noi. Allora, Girate lo spino, figliate uno studentone qui, girate lo spino e quando bicciano dei mani mi va di gioco io mando di va, d'accordo? Siete pronti? andiamo. Allora attenti, fatemi un serpo. Fatemi un cowboy. Vabbè, e per compiere fatemi un dinosauro. Un dinosauro a zezzo, gattino. Bravi, sì. Allora, noi abbiamo lavorato a nostra consigna perché hai visto che comunque è abbastanza difficile. Allora, bacio da lasciare lavorare che mi tocca andare a trovare Fanu e quand appena c'è chi ne dice. Noi ti aspettiamo e ti mostreremo ciò che abbiamo fatto. Vabbè, zideli, a dopo. A dopo, Francine. Fanu, te so i zideli? Beh, Comunque, la domanda di te. si dell'occhi, non so Si mica. Ah, chi siete qui? Mandera te. Mi chi mandi tu? Un bombo. Un bonbon. E dove ti piace sti bonbon? Davanti allo studio aspettavamo un dragolino. Aspettavano un dragolino ma e lì, tu travai. si dell'occhi, si Siete maligni, attenti guianti e bonbon. Allora, se tu capito, oggi si tratta di un dragolino. Yeah. Allora che cantiamo qui? Non la conosci mica questa canzone famosa di Vincenti, che si chiama Dragolino, la conosci? Bella sicura che conosco queste canzoni magnifiche. Yeah. Allora, chi femo? Cantiamo appena lì. Molti rido 70 anni, come fiori di castagni, dragolino. E sottano capello, ai dolci non si delu, dragolino. Soldado e una bianca, di girato e de stanca, dragolino. La 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 la. Dopo li faremo anche a misura. Perché mica? Allora, abbiamo visto che
mangiai un po' sano, Yeah. cantà sano, ora è ora di presentare i nostri zideli. Avemo Lucie, Melissa, Mayel e Estelle. Ecco, tutte e quattro così simpatiche. Yeah. Allora io vado da lasciare lavorare, spero non avete mica bombo piatti nei vostri orse qui, mentre lo ziganto si mangia mica un po'. Bon, a dire reso, già poi un po'. Yeah. A dopo, zidè, lavorate bene? A dopo. Saluto zideli. Saluto Franci. Oh, dovrebbe anche dire saluto ai cucinari. Oggi a tematica della nostra vabriguccia è il dragolino. E io ho fatto appena di spesa, ho comprato qualche mele rosse per fare a mela zuccherata. Le ho da pronta oggi, ma prima di cominciare uno stratello, vado da presentare i cucinari. Abbiamo Andrea, abbiamo Lisandrina, abbiamo Francesca e abbiamo a Pierre-Jean. Allora, siete pronti? Adesso è un gran momento. Io vado a prontare mele che parlano così buonissime. Che ne dite? Sono buonissime. So bene di noi. Secondo me c'è qualcosa che non va mica, c'è una drappola. No, Allora, abbiamo appena gli ingredienti, ho detto. Abbiamo 4 mele rosse. Ce n'è 5. Ce n'è 5, ce n'è una in più. Forse è meglio di noi. Dopo ci sarà da mettere, chi c'è qui dentro? zucchero. Allora, quanto ne vuole? 100? 150 grammi. Bravo. Dopo ci vorrà di noi appena? D'acqua. Allora, d'acqua ce ne vogliono 200 ml. So che questi dentro e poi c'è appena di colorante alimentare, così. Per dargli uso colore rosso, Bon, allora è ora di preparare un nostro caramello. E prima io la pia in misura di zucchero. L'acqua l'abbiamo già fatta. Allora, quanto ce ne vuole zucchero? 150 grammi. 150 grammi. Allora aprite il burro, pia da cucchiara e misurate gli ubeso. Allora io la cambio, io la metto in grammi. Bravo. Allora ci andiamo per 150 grammi. Torna, mettene d'orna. Mettine. Poi un Lampa burro. A Reggio, Pierre-Jean. Voi mettete direttamente. Ecco, qui ci sono i nostri 150 grammi di zucchero. Lisandrina, vieni qui accanto a me. E lampa burro, l'acqua nella cazzerola. A metto a scala, lampa l'acqua. A senti? Che rimuscio che lavage. Ce la mandi a zuppa, Lisandrina. Ecco, e ora che ce la mette dentro? O zucchero, allora andate. Allez, metti il burro, Francesca, lampalo. d'un corpo. Metti il burro d'un colpo. Ecco, gallo, aumento. Ecco, cominciamo a girare. Allora, voi sapete come lo si fa per sapere se il caramello è fatto? Chi ce l'aspetta qui? Che l'acqua vuole? Ma soprattutto, ha un colore particolare. Che diventi appena Più scuro, oui. Dunque, tanto useremo qui il nostro caramello è fatto. Allora, ho idee. Quali sono i vostri frutti preferiti? Vi piacciono le mele? A te, Andrea, chi ti piace a te come frutto? I banane, l'ananas, i frutti rossi. Tutti i frutti rossi. Sono buoni. E tu, Pierre-Jean, chi mangi come frutti? Le mele, bere, d'orange, aragoc. Ne mangi, ne conosci i frutti di bene? Allora, ora andiamo per un piccolo tempo così e abbiamo da aspettare che lo goja. Allora, guardate me le idee, curate su voi perché chi può cambiare d'un secondo all'altro può cambiare il colore. Guardate, e mentre voi guardate, io aiuto a andare a fare spia alla tele di teatro. Non tu lato così, d'accordo? E poi hai d'amore così, d'accordo? In due spazi e quando bitti un dei mani, dunque, restate si destantarati e un muide più nonda, manco l'occhio. E poi venite rimpiazzate, d'accordo? Siete pronti? Allora, attenti, allez, muide. Muide più, pia da piazza. Ecco, allez, il più presto possibile. Poi venite qui e la mavidia. Siete pronti? Top! Muide più, Muide mica, Allez, rimpiazzate. Piazzate. Allez, muide.
Guide, più presto, allì, più presto, guide più, allì, rimpiazzate, o più presto possibile. Vabbè, avete capito. Allora, rimettetevi in piazza così, ma avere un po' di costume. Fidiate sempre il vostro pubblico. Dunque, io vi propongo, posto che io dragolino, ma va, il nostro dragolino qui, perché mi pare che a te ti piacerebbe questo ruolo, ti mettiamo una piccola oretta e dopo qual è che voleva il dragolino di noi? Tu, Luca? Allora, ti metteremo una... No, vieni qui, te. Mettiti qui e... Ecco, guarda, sempre il pubblico, se tu vedi qua là, che è un'abitudine che ce la tiene. Ecco, ma va così, d'accordo? Allora, poi ti metti di un tuo lato, tu puoi busare qui, Erika ti metti qui e ma comincia la nostra scenetta. Allora, chi poi, posto che tu sei dragolino, tu metti di qui, c'est quella che compra, d'accordo? Allora, chi dice un dragolino? Dragolino, sono dragolino. Pomade, patate, comprate. Vabbè, e tu sei quella che compra, d'accordo? Allora, chi poi, per esempio? Oh, quell'amico! Oh, quella mia. Affaccatevi! Affaccatevi. E datemi E datemi 3 pomade e 2 bombi. 3 pomade e 2 bombi. D'accordo, che adesso il principio della nostra scenetta, avete capito? Avete visto un po' come lui viaggia, come lui parla. Dunque tu, quando tu rimpiazzi, ce la fa lì stesso. E tu di noi, d'accordo? Allora, mentre che il nostro caramello goge, vede la penna di tempo perché lo colorisca, io volerebbe sapere se voi sapete come è nata questa sosola. E come è nata? Beh, di un americano che ha pigliato una mela, l'ha messa in dello zucchero. Così a caso, senza fare la posta, senza mi fare la pare. posta, e ha fatto mela inzuccherata. Mela inzuccherata. E poi dove vuoi trovare queste mele? Dove si trovano soprattutto? E lì, in dei viste, in dei vieri, in dei carnavali. L'avete già passate voi? Che gusto ha? Di assaiuono. Di inzuccherato, di Assai inzuccherato. Tu l'hai passate? Sì. E chi ne hai pensato? Da che era uno. in collaienti. Io incolla abbastanza niente, io un caramello così, È complicato a mangiare. Incollava troppo. Ed è complicato, C'è la pausa di tempo, di veramente un affare di tempo. Vedi, comincia appena a colorisce, là non è più bianca come prima, vedi? Comincia a diventare appena più scuro. Dunque, bene a dire che il nostro caramello di entrare di via. Allora, Pierre-Jean, io taglio da un mandate, dico appena su caramello così non ta fuoco, che io aiutando a fare spia, a fare noi che faccia la musica, d'accordo? Fate rumore. Ma raccomando, corra il caramello, come fiori di castagni, dragolino. E sotto ludo cappello, ai loci d'un sidello, dragolino. Solo lato erba bianca, di ghiado ide stanca, dragolino. A te. A scala di Santa Regina, di nutado, di immagina, dragolino. La Ibia da 30 anni, piattanduri da affani, dragolino. di Genoa la quale un temia d'empurale Dragolino. Melissa, vuoi cantare? Hai un concerto rigodo, d'un bandido do fiumorbo, dragolino. Chi Pigliado di sospetto, t'ha messo di lampeto, dragolino. E così di pare che il caramello comincia a pigliare appena e le muda mette, usa colorante rosso, e muda avere se lo bice da fare. Allora, tenimi qui. E dopo metteremo un noisetto così. Usa colore di è bello, Allora guarda, c'è un stecco di legno che ti darei dopo via, Lisandrina.
Oh. Così de pia de istecchi e metti delle nanta e mele, augure di mele, pia de mele. E muda broacu una perché chi ci toccherà a fare torna. Ecco, ora chi il nostro caramello di entrare di via e muda aspetta appena e dovrà tempo vi propongo di andare droit Luigi, a nostra piccola giornalista che si va un giro di mercati. A te Lucia. Salute Roncine, anche io sono una dragolina, sai? E di poi che ho girato il mondo e tutte le città del Mediterraneo, ne ho visto mercati. E a di la branca, ogni volta che mi faccio una scoperta, e proprio qui, come sento quando ho a rama di riviada appena. Io, a mezzo aiante, con musco di frutta, di legumi, con una olio di roba burcina, o anche di roba sconosciuta. Mi garba figlia si beige che rammentano la ricchezza di un mare nostro. Sapete, cari compagni di Avabriguccia, che di poi che gli uomini si sono organizzati, regolando la storia, ci sono bistighi di luoghi di scambi, d'acquisti e di vendita. Andate a cercare come è nata la scrittura e ho bisogno di calcolare. E io non so mica nada imparata, ma a lei è il commercio e la civilizzazione a buona vana. Chi ne pensate? Da Corsica al Marocco, dall'Italia a Mesopotamia, si scambi costruiscono di noi ponti tra le culture, fanno su misto, corrigiando sempre di più ogni volta che rivengo da una scoperta. E spaziando tra i mercati di tutte le città, mi pare di ritrovare a casa, quella di emorraie che sono belle e diverse e che si arricchiscono sempre di più dai viaggi. Ora mi tocca pigliare il volo, stendere il male e farmi una facada un po' in Corsica. A prossima! Ecco che uno stratello di quasi gonfio, ne muovato barretti, un ci verma più che qui. Sapete già che fa? Baggio dalla sciaffa e io di andare a Pedro e usa tello di teatro. D'accordo? Yeah. Allez, on dit à dopo. Allora, Robby. Oh, ça, Francine. Dimmi appena. Beh, Posso comprare qualcosa sul dragolino mica? se tu bere come lo faceva o dragolino. Allora, sai che cadiava? Ma io metto di la strawanda e aiutava a viaggiare lo spettacolo. Allora, abbiamo messo, metto qui, eh? abbiamo messo in piazza una scena di vita quotidiana, un dragolino che passa dei paesi e c'è una nostra amica che vuole comprare qualcosa e elli fediano come li giocano, così possono rimpiazzare. E ciò che di Brobongo, di che momento dopo da si vogliamo rimpiazzare anche noi. Bella e sicura, continuare a bella. scenetta. Yeah. Allora, vai burro. Vitriga di vede. Allez. Allez. Dragolino, sono dragolino. Fumate, pastate, comprate. O quell'amico a faccare mi date mi custi tre bumaggi e due bomi per piacere. Ecco per voi. Dragolino, sono dragolino. Fumate, patata e cioccolata. Scusate, avete cioccolata? Yeah. Ma non avete detto nulla. Avete visto? Ah no, sta così, eri così. È molto di più. Rimpiazzate, pia. Ecco così. Vai, andate qua là. E ripiate a scena. Ah, ecco, bravo. Ripiate a scena. Scusate, avete la cioccolata? Ehi, Ma non avete detto nulla. dico cioccolo quando vuoi. Allora, dico ciocco olio quando olio. Allez. Dico cioccolo quando vuoi. Andate qua là, figliate. Come dite ciò che volete quando volete? Perché? Dico gioco olio quando olio. Perché anche se a principio non hai mica cicolata, ora hai una cicolata che a sporta è magica. Voi siete appena strano, come dragolino. Volete vendere o non volete mica vendere? Allora, tu quando tu vuoi picchiare in dei mani, d'accordo? È sicuro che voglio vendere? Allora? Allora volete un'insalata? Perché mica? Vi faccio per dei giorni. Sì. So belli cari i vostri prezzi. Volete appena una? Gli è appena due. Allez, 50 euro. Oh, basta così, eh? Non sono mica ricca come poi io, È tutto bio, è tutto naturale. Ma conta a me chi? Ma di dire, al momento, quelli che voleva il professore qui. Chi voleva picchiare le mani? Picchiare le mani così a resti. Luca, si pronto? Fai appena gioco che novembre.
Ehi, amo sporta è magica. Qui hai un po' un bigo mica veramente di qualità. No, poi siete entrati di ingannarmi. E un boglio di uva, né salata né nulla, non vi compro nulla. T'as qui Francine. J'aurais tout jeté à qui. Un couteau. Ehi, rim. Ecco. Babà, Lulu, c'est qui? Allez, è qui, così, hop, e poi continuate. Allez, Dragolino, sono Dragolino. Dragulino, sono dragulino, pomade, patate, comprate e cioccolata. Oh, quell'amico. Oh, quello amico, affaccate e datemi questi 3 pomade. Allez, quelle chi rimpiazza. Così. Babà. Top. Allez, Luca, vai burro. Dragulino, sono dragulino. Pomade, patate, comprate. Oh, quell'amico, affaccatevi e datemi questi 3 pomade e 2 pommi per piacere. Allez, rimpiazzate. Allez, ma va di più un furia ora, eh? Allez, ribia. Top. Dragulino, sono dragulino, pomade, patate. Alors, c'è un esercizio che è assai difficile, ma io vi propongo per compiere, e di va di salutare il pubblico, posto che è importante. Da mia mano, ma va un saluto. Allora, datevi a mani così, fidiamoci in muovere di nostra bezzuccia. Francine, sei tu che dai il segnale. Salute. Allez. Una orta, 2 orte e 3 botte. E coraggio, mi sono accampata. Sì, un dragolino tremendo, Luca. Tutti avete lavorato proprio, ma mi tocca andare a trovare un magari fanno che mi aspetta per cantare. Ci dovremmo posare. A dopo, Francine. Salute, Fanou. Come andiamo da voi ancora? Sai, a cercato, ti già francamente, a cercato di va a spia, ma li sentiamo mica cantare troppo forte. E cantano piano. E cantano, allora ce la canta appena più forte, non mi sento mica io. Fa del mio piacere di cantare appena forte, perché io ho bisogno di gente, e poi cantare così bene sarebbe un peccato, né? Yeah. Allora andiamo. Forti di 70 anni, come fiori di castagni, Dragolino. E sotto il cappello, ai dolci d'un cidello, Dragolino. Salvado e Baianca, di girato e de stanca, Dragolino. Dragolino. La la la. La 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 la, la 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 la, la la la. A scala di Santa Regina, di Nudato e di Madina, Dragolino. La via da tant'anni, c'è tanto di affanni, Dragolino. Ti dedico alla quale contro mia temporale, Dragolino, Dragolino. Hai un concerto ricordo di un bandito in fiumore blu, Dragolino. Chi pigliato di sospetto t'ha messo fucile in petto, Dragolino. Ma bandito era d'onore e t'ha lasciato di scorrere, Dragolino, Dragolino. E da cavallo risconde, hai fatto casa e fugone, Dragolino. Ma bandello via forza, un solagno a do borsa, Dragolino. Spadiuto nel giubilone, sotto a qualche muraglione, Dragolino, 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 Dragolino.
Parterista un viaggio, ma Ma diressa buon viaggio, tranquillo, tranquillo. Bravi, Zide, ci ne ferma da appena viado, no? Yeah. Allora, ora, 10 ore di scappa, a piace un bello ritrato con l'amica che ci aspetta, non che ne idee. Andiamo, amica. Allora, andiamo a piare il nostro ritratto.